Cattive notizie dal fronte dell'occupazione femminile in Veneto. Dei 323.400 disoccupati registrati presso i centri per l'impiego a fine dicembre 2022, il 58% è rappresentato dalle donne, per un totale di 187.800. Tra i disoccupati gli stranieri sono 86.000, il 27%, e per quanto riguarda la distribuzione per classi d'età, la prevalenza, il 49%, è degli adulti fra i 30 e i 54 anni, mentre i giovani rappresentano il 22% e gli anziani il 29%. A riportare questi dati è il trimestrale Il Sestante, che viene pubblicato sul sito di Veneto Lavoro. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è martedì 7 marzo 2023. La prima notizia del giorno riguarda appunto una ricerca sul lavoro, sull'occupazione, contenuta nel trimestrale Sestante, abbiamo detto, pubblicato da Veneto Lavoro e ripreso sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi di oggi in un articolo di Giorgio Barbieri. Il lavoro in Veneto non è rosa, questo è il titolo dell'articolo. È donna il 58% dei disoccupati. I dati sull'occupazione aggiornati al 31 dicembre 2022 pubblicati dal Sestante, le dimissioni volontarie hanno raggiunto il livello più alto a partire dal 2008. Questa la seconda notizia contenuta nell'articolo. Si parla del fenomeno delle cosiddette grandi dimissioni, cioè tantissimi licenziamenti volontari, appunto dimissioni, da parte dei lavoratori anche in Veneto, un fenomeno che non riguarda non soltanto la nostra regione. Dal punto di vista dell'occupazione, invece, è il comparto industriale che cresce maggiormente, con 15.700 nuove posizioni. Questo per quanto riguarda il lavoro e l'occupazione, la disoccupazione in Veneto. Voltiamo pagina, parlando sempre di lavoro. Sulle pagine del Gazzettino troviamo purtroppo la notizia dell'ennesimo infortunio mortale sul lavoro in Veneto. Siamo a Musile di Piave, in provincia di Venezia. Cade da un'impalcatura nell'azienda agricola, muore a 40 anni. Si tratta della 10ª tragedia dall'inizio dell'anno in Veneto. Così scrive il Gazzettino, anche se gli incidenti sul lavoro, più che tragedie o fatalità, sarebbe il caso di definirli una vera e propria strage. Una scia di sangue, con il 2022 che ha visto sostanzialmente un morto, un incidente mortale sul lavoro ogni 3 giorni nella nostra regione, con il dato complessivo degli infortuni in grande aumento, ma anche il dato degli infortuni mortali in aumento rispetto all'anno precedente, e questo in controtendenza rispetto alla statistica nazionale, che nell'anno scorso ha visto una leggera flessione, per fortuna, degli infortuni mortali sul lavoro. Quindi insomma esiste un caso veneto per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, ma soprattutto non si fermano le morti nei luoghi di lavoro, come sottolineano i sindacati. La procura farà chiarezza sull'accaduto, ribadisce Daniele Giordano, commentando la notizia tragica di oggi, di questa nuova morte. Non possiamo esimerci dall'affermare che non è accettabile morire sul posto di lavoro. Denunciamo la carenza di personale che determina un sovraccarico di lavoro e un aumento dei rischi, a cui si aggiunge la carenza di controlli. Questo per quanto riguarda la sicurezza, o meglio l'insicurezza sul lavoro. Buone notizie invece sul fronte degli incidenti stradali. Le troviamo sul Corriere del Veneto di oggi, in un articolo di Alice Deste. Stanno diminuendo gli incidenti stradali, le campagne e le norme più severe servono, sono utili. I numeri sono in calo, ma l'uso del telefono alla guida è un'emergenza. Questo il quadro, il punto della situazione. A commento, diciamo, della serie di incidenti mortali che ci sono stati anche negli ultimi giorni in Veneto, incidenti questi sulle strade, appunto, con anche alcuni casi, alcuni fatti che stanno riempiendo le pagine di cronaca. Guardiamo però i dati. Negli ultimi 20 anni, quindi dal 2000
2001 ad oggi gli incidenti stradali in Veneto sono passati dai 21.790 ai 12.403, quindi quasi dimezzati gli incidenti stradali in Veneto dal 2001 al 2021. Anche il numero dei morti sulla strada è per fortuna diminuito dai 693 del 2001 ai 285 del 2021, numeri comunque altissimi e inaccettabili, ma in diminuzione. Anche i feriti quasi dimezzati, nel 2001 erano 30.535, nel 2021 sono stati 16.512. Insomma, sicuramente gli incidenti stradali stanno diminuendo, altrettanto sicuramente sono ancora troppi e si può fare di più, ma la situazione descritta dai dati è senz'altro di una tendenza positiva al miglioramento. C'è il commento di un istruttore di guida che dice: le auto sono molto più sicure e il percorso per avere la patente assai più approfondito, due fattori quindi che aumentano la sicurezza sulle strade. Parla anche la madre di una vittima: resta fondamentale il dialogo tra i giovani e i loro genitori, sbagliano a credersi immortali. Insomma, molto dipende dall'attitudine alla guida, molto dipende soprattutto oggi dall'uso del telefonino, la vera emergenza dal punto di vista della sicurezza stradale. Questo per quanto riguarda gli incidenti sulle strade venete. Voltiamo pagina, proseguiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima ancora sul Corriere del Veneto: cerbiatti e lupi a spasso in città, ormai il bosco è vicino alle case. Un articolo di Michela Nicolussi Moro che racconta di questo fenomeno con anche alcune foto di appunto animali selvatici, dalla cerva che è riuscita a entrare nel municipio di Valdobbiadene al lupo trovato in centro a Verona, cinghiali naturalmente che imperversano, uno ad esempio fotografato lungo un tratto della Pedemontana, le lontre che poi sono tornate nel Bellunese dopo 60 anni e poi l'orso. È arrivato anche lo sciacallo dorato, scrive la giornalista sul Corriere del Veneto: dopo 60 anni sono tornate le lontre, appunto. Dall'Istituto Zooprofilattico del Veneto fanno sapere che gli animali selvatici stanno colonizzando le aree non più coltivate, ricche di prede e di tane. Nel Veneto si stanno moltiplicando cervi, caprioli, camosci, cinghiali e lupi, si avvicinano sempre più ai centri abitati perché colonizzano le aree abbandonate dall'agricoltura e inglobate così dal bosco. Sono stati avvistati anche gli orsi, sono arrivati i daini e gli sciacalli dorati, novità, mentre nel Bellunese sono tornate le lontre. Appunto, secondo l'esperto, il nostro ambiente è diventato anche il loro, va trovato un equilibrio e controllato il numero. Sempre in tema di ambiente, in questo caso di acqua, di siccità, sul Gazzettino si parla del canale artificiale per non perdere acqua che sarebbe finalmente pronto, rifatto il LEB a 50 anni dalla costruzione. È la prima opera irrigua finanziata col PNRR. Serve 82.000 ettari di campagne venete. Domani ci sarà la cerimonia di inaugurazione con il ministro Salvini. Lo costruirono negli anni 70, tutto in calcestruzzo, in parte a cielo aperto, in parte sotterraneo, un canale artificiale da cui attingere acqua per irrigare i campi. Si chiama LEB, acronimo di Lessinio Euganeo Berico, cioè i territori che sono lambiti dall'opera. È tuttora il principale canale irriguo del Veneto, solo che in mezzo secolo il cemento si è usurato, a tratti sgretolato. Non è che l'acqua venisse sprecata, scrive Aldavanzan sul Gazzettino, visto che finiva l'acqua comunque sottoterra nelle falde, ma ce n'era sempre meno da destinare alle colture agricole e quindi si è deciso di avviare una profonda manutenzione. Siccome questa è la prima opera irrigua in tutta Italia finanziata col PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'inaugurazione sarà in pompa magna. Appuntamento quindi domani con il ministro alle infrastrutture nonché segretario della Lega Matteo Salvini. L'ultima notizia di oggi:
Torniamo sui quotidiani del gruppo Gedi, parliamo dell'inchiesta riaperta sull'omicidio Toffanin, vittima di mafia, omicidio avvenuto il 3 maggio del 92 a Padova nel quartiere della Guizza. Ebbene, ne abbiamo parlato nelle scorse puntate di Sveglia Veneto, oggi una novità, sentito un pentito di mafia che inguaia Favaretto, anche lui arruolato nella mala del Brenta. Il pentito parla di uno scambio di persona, l'obiettivo era Bonaldo, un test nella nuova inchiesta, insomma, sentito pochi giorni fa dalla magistratura, aveva detto sostanzialmente, dato un'altra versione, quella di escludere insomma lo scambio di persona. Invece il pentito conferma questa tesi dello scambio di persona. Galletto, questo è il nome del super pentito veneziano, sentito per 5 ore dal PM, ha raccontato dell'incontro in carcere con l'indagato Favaretto. Mi disse: se vengono c'è chi può raccontare dov'ero. Insomma, una vicenda che prosegue, quella dell'inchiesta sull'omicidio Toffanin. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.